Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Investimento poco prima delle 8 di oggi in via Caiù a Cervignano del Friuli. Un ciclista di 19 anni, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un'auto in transito. Il 19enne in sella alla sua bici è caduto e ha sbattuto violentemente a terra, diverse le ferite riportate. Successivamente è stato trasferito all'ospedale di Udine a bordo dell'Eni Ambulanza, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Incidente tra Porto Gruaro e Sastino in direzione Venezia in A4 nel sinistro, in cui non ci sono feriti. Uno dei mezzi ha perso il carico di granaglie. Sul posto ha operato il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso che hanno messo all'opera per recuperare il materiale e ripulire la sede stradale. Non è stato necessario chiudere il tratto perché l'incidente si è verificato sulla corsia di marcia e i mezzi che provengono da Trieste hanno circolato regolarmente sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto il sinistro. E mentre andiamo in onda, un altro incidente in A4, in questo caso chiusa, per un sinistro avvenuto nei pressi del viadotto sul fiume Tagliamento tra Latisana e Porto Gruaro. Per permettere l'intervento e la rimozione dei mezzi, come detto, l'arteria è stata chiusa al traffico con l'obbligo di uscita al casello di Latisana per chi arriva da Trieste ed è diretto verso Venezia. Si segnalano code. Vigili del fuoco al lavoro nella notte a Gorizia per un incendio al terzo piano di una palazzina Ater di via Ristori. 4 persone, di cui 2 disabili, ricoverate al pronto soccorso cittadino per leggera intossicazione da fumo. La causa un cortocircuito elettrico. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.